L'onorevole Giusy Savarino, leader e portavoce di Diventerà Bellissima sulle elezioni nell'ex provincia siciliane, interviene oggi con una sua nota, un decreto legge a firma di Diventerà Bellissima per ripristinare il voto diretto. L'avere fissato il voto al prossimo 22 gennaio, dice la Savarino, è senz'altro una buona notizia, anche se piuttosto che un'elezione di secondo grado, unica possibile normativa statale vigente, riteniamo più appropriata e confacente a enti nodali come liberi consorzi, le città metropolitane, l'elezione diretta dei propri rappresentanti. È proprio in quest'ottica, prosegue l'onorevole Savarino nella sua nota, che all'Assemblea regionale siciliana il nostro gruppo Diventerà Bellissima è firmatario di un disegno di legge voto che vuole abbandonare l'elezione di secondo grado e restituire il potere di scelta ai cittadini con l'elezione diretta. Nessuno dimentica di come nel recente passato la sinistra abbia svilito in diretta TV, in una nota trasmissione televisiva condotta da Giletti, l'istituzione provinciale, adducendo frasi fatte più che serie motivazioni e buonsenso, creando solo un caos. L'onorevole Savarino di Diventerà Bellissima conclude nella sua nota: noi vogliamo restituire dignità alle province e vogliamo che Roma ci permetta di ripristinare il voto diretto, perché siamo convinti che sia possibile tagliare i costi della politica senza per questo privare i cittadini della legittima rappresentanza democratica.